Hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di Risurrezione di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci e esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo, assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Sequenza. Alla vittima pasquale si innanzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via?
la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, è stato risorto. Facciamo festa con il Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme, tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i tegli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i tegli posti là ed il sudario che era stato sul suo capo, non posato là come i tegli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Solo, fratelli, due parole, intanto per farvi tanti auguri del Cristo risorto. Io non ci crederei alla nostra fede se Cristo fosse solo morto, perché è risorto. E ho la speranza un giorno di incontrarmi come battezzato con tutti i risorti, cioè tutti i nostri morti, cui oggi, in questo momento, vada il pensiero, questa grande disgrazia, ma io dico come dono di Dio, che l'epidemia, perché ci ha fatto incontrare, ci ha fatto riscoprire le case, ci ha fatto riscoprire noi stessi. Ecco, non vorrei andare troppo per lungo. Rinnovo a tutti coloro che sono a casa, quelli che sono soli, che io li capisco perché sono solo anch'io. E allora la vita non è predica, la vita del cristiano, ma è a un certo punto fare l'esperienza di Gesù. Gesù che non è solo salito sul Calvario, non è solo stato messo in croce, ma è risorto. E noi dobbiamo essere cristiani con la faccia da risorti. Ecco, chiudo, mi ha impressionato una cosa. Io ho seguito tutte le messe del Papa e le funzioni. San Pietro era vuoto, ma io ho sentito la pienezza della gente, la pienezza del mondo. E ho scoperto quanto è bello condividere la propria esperienza di fede insieme. Ecco perché, cari caprivesi, mi siete mancati. Mi mancava di vedere il vostro volto,
che poi me l'ha fatto vedere Gesù nella risurrezione. Ecco, vorrei chiudere, mi ha colpito, l'altra sera hanno fatto un'intervista a un medico che lavora a Bergamo e gli ha detto: che cosa ti ha colpito? Dice: io sono un miscredente, però mentre stavo parlando con i figli di uno che stava per morire, i figli mi hanno chiesto: dottore, può dare una benedizione al nostro papà che sta per morire? Dice: in quel momento mi sono trovato impreparato e ho fatto un segno della croce sulla fronte di quell'uomo. Quel segno di croce mi ha risorto. Ecco allora l'importanza, fratelli, che quando ci incontriamo su di noi sia sempre il sorriso per uno. Il sorriso vale più di tutte le parole. E non dimentichiamo quella canzone che a me piace tanto, che dice: dopo la pioggia viene il sereno, vedrete che passata, ecco, questa disgrazia che abbiamo avuto, ci troveremo a volerci più bene. Buona Pasqua e che il Signore risolva vi dia quel sorriso e quella pace di cui tutti abbiamo bisogno. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Facciamo la preghiera dei fedeli. E allora rivolgiamo Facciamo a con Cristo la fiducia. nostra preghiera. Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Don Maurizio ci è vicino nella preghiera e ci invita a pregare per tutti coloro che soffrono le conseguenze dell'attuale epidemia, perché Dio Padre conceda salute ai malati, forza al personale sanitario, conforto alle famiglie e salvezza a tutte le vittime. La Pasqua di Resurrezione sia segno di speranza per tutti, per un futuro più umano vissuto alla luce del Vangelo della vita. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, ti preghiamo per tutti quelli che non festeggeranno questa Pasqua, per chi non ti conosce, per chi non ha mai ricevuto l'annuncio della tua resurrezione. Concedi a tutti di incontrarti e di ricevere la vita che non muore. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. 1000 pensieri e 1000 dubbi nascono dentro di noi in questo periodo. Ti chiediamo di rafforzare la nostra fede, Signore Gesù,
perché la tua resurrezione ci rinnovi nel tuo spirito e nel tuo amore, che salva il mondo. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, dopo questa Quaresima così silenziosa e calma, lontana dalla frenesia del nostro solito mondo, in questa primavera così splendente e rigogliosa come non mai, aiutaci a vivere la Pasqua, cogliendone l'essenza, che è il trionfo della vita. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Non c'è facile comprendere il senso del momento che stiamo attraversando. Signore, conferma la tua Chiesa nella certezza che tu provvedi alla nostra vita e che da ogni male sei in grado di trarre un bene ancora più grande. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Padre di infinita bontà, che hai liberato la nostra umanità dalla morte con la forza della risurrezione del tuo Figlio, sostieni il cammino dei tuoi figli perché possano corrispondere con la coerenza della nostra vita cristiana alla grazia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e dello stomatori. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua metta al vino si assente della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Lavalo, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio ed il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre, onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo In spirito alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati, Signore, dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si avvedano alla tua clemenza, di tutti i morti in questi giorni nella cara Italia. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Dona a quelli che oggi stanno nelle loro case, ai nostri nonnini, ai nostri ammalati, alle persone impossibilitate, a coloro che sono alla ricerca della fede. Dona loro di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E con questo, Padre nostro, fratelli, unitevi nelle vostre case a noi. Vi sentiamo, ci mancate. E impariamo, oggi che non possiamo essere alla celebrazione eucaristica, impariamo che le domeniche in cui siamo a casa c'è sempre la possibilità di incontrarci come il risorto. Un grazie a tutti voi, di cuore, che la pace venga nella vostra casa con la luce della risurrezione e che il pane quotidiano non venga a mancare nelle nostre famiglie. E allora diciamo come Gesù ci ha insegnato: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donna l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Simbolicamente scambiamoci un segno di pace nel nome del risorto. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, si sono cibo di vita eterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua benignità, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscono per la vita eterna. Chi vuol fare la comunione, fratelli, può venire e attingere la particola. Ecco. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora, fratelli, io benedirò gli olivi. Ecco, potete metterli qui sotto. Che poi durante la settimana potete venirli a prenderli in chiesa e portarli a casa. Dio Onnipotente ed Eterno, benedici questi rami di olivo. E concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re, Signore risorto, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Giustamente, fratelli, rinnovo il mio augurio a voi. E vi posso dire una cosa, mi siete mancati tanto questa settimana santa. Ecco, spero che vi manchi di Gesù, perché lo andiamo incontro, vi aspetta, perché è risorto. E ha detto agli apostoli, andate, ecco, là lo troverete. Io spero che lo troverete soprattutto nelle vostre case, dove lavorate, dove vi incontrate. Adesso, come giustamente, e come abbiamo la fortuna, e quello siamo due parole di augurio al signor Sindaco, che ha voluto essere presente con noi.
Allora, io mi unisco all'augurio di una serena e santa Pasqua a tutti i capriesi. Mi unisco alle parole di Don Ugo che mi hanno colpito e ho voluto essere qui con te come unico presente perché volevo anche ringraziarti per questo segno, per questa celebrazione. Ringraziare te, ringraziare Don Maurizio, ringraziare l'unità pastorale di Capriva del Friuli e Monaro perché in questa Santa Pasqua non ci avete fatto sentire soli. Hai detto benissimo che nonostante fossimo chiusi nelle nostre case, la tua presenza, la vostra presenza, la presenza del Signore credo che per chi ha fede sia stata sentita. E anche questa piccola celebrazione è un segno importante di una comunità che è viva, che è unita e che sarà sicuramente pronta ad aiutare chiunque subirà il danno peggiore di questa pandemia. Quindi mi rinnovo ancora l'augurio a tutti quanti di una serena Pasqua e ancora un grazie a te Don Ugo per questa santa celebrazione. Ecco, come ricordo, fratelli, fate conto che l'ho detto a voi, ma adesso lo do al sindaco perché lui ha più possibilità. Il pane benedetto, azimo, portatelo nelle vostre case e distribuitelo ai vostri cari. Ecco, grazie. Ecco, grazie. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovato dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ecco adesso la benedizione finale di un Cristo risorto, che lo dobbiamo portare con gioia, nonostante la bellezza dell'essere cristiani e oggi che abbiamo tanta difficoltà. Io ho 3 ricordi, uno perché l'ho letto, uno perché l'ho vissuta la seconda guerra mondiale. Papa Francesco ha detto questa è la terza guerra mondiale. Se siamo usciti da 2 guerre, dobbiamo uscire anche da questa terza, ecco, con la gioia della vittoria, che consiste nel volerci più bene, nel stare più insieme. E in quell'amore che io oggi sento in voi che siete qui e in quelli che sono nelle nostre case di Capriva. Questa bella Capriva, questa dolce, solo uno che è stato via tanti anni può capire quanto è bella Capriva. Allora, auguri caprivesi, signor Sindaco rinnovo, soprattutto perché qui è bello vivere avendo una persona come lei dove ci si sente sicuri di fronte alle difficoltà che sono ogni giorno e come la società di oggi. Un grazie a voi, siete selvatici ma siete bravi, va bene? Ecco che il Signore, Nino ti raccomando, no, tienti duro, ricordati di respirare, questo non mi importa. E allora ci benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto, per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso noi veniamo nelle vostre case, magari con il pensiero, ma più veniamo col cuore e con l'amore della luce del risorto. Buona Pasqua e mi raccomando. Grazie. E bevete un tè di più che delle ore.